Buonasera e bentrovati a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Il terrorista che ieri ha ucciso 2 persone a Bruxelles era sbarcato a Lampedusa. Adesso si indaga su una rete di conoscenze in Italia. Intanto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi paventa il rischio di radicalizzazioni islamiste. Arrestati a Napoli il cantante neomelodico palermitano Tony Colombo e la moglie facevano affari con la camorra del clan di Lauro. Ancora incredulità e sorpresa a Gran Michele dopo l'arresto per molestie sessuali dell'ex preside del liceo artistico. Boom di furti e scippi nella zona della stazione di Palermo, escalation di criminalità che preoccupa i frati della parrocchia Sant'Antonino che chiedono aiuto alle istituzioni e fanno appello ai ladri. Riconsegnate gli oggetti rubati. Il governo nazionale inserisce nella finanziaria i fondi per la realizzazione del ponte sullo stretto, 12 miliardi di euro, ai quali se ne aggiunge un altro previsto dalla regione siciliana. A Taormina, galà per il Banco Alimentare Chef Stellati, un hotel di lusso e 120 ospiti in una cena di beneficenza nel set che ha ospitato la serie TV americana The White Lotus. Ancora buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Era sbarcato a Lampedusa l'attentatore di Bruxelles, ucciso stamattina dalle forze di polizia. Adesso si indaga su una sua rete di conoscenze in Italia. Intanto il ministro degli Interni Matteo Piantedosi paventa il rischio di radicalizzazione islamista nel nostro paese. Lorena Dolci. Era iniziata a Lampedusa, avamposto delle migrazioni, la sua avventura europea, sbarcato sull'isola nel 2011 a bordo di un barchino, come le migliaia provenienti dall'Africa. Il suo futuro è finito stamattina in uno scontro a fuoco con la polizia che ha individuato in Abdesalem Lassued, l'attentatore tunisino che ha ucciso 2 persone a Bruxelles. Come tanti, la sua permanenza in Italia è stata breve, poi il trasferimento in Svezia, paese dal quale sarebbe stato espulso, un nuovo passaggio in Italia, a Genova e a Bologna, già radicalizzato. Infine l'approdo in Belgio, richiesta di asilo respinta, è impossibile attuare il rimpatrio. A quel punto l'uomo sparisce dai radar, diventa un'ombra nel quartiere ad alta densità musulmana Schaerbeek, per apparire ieri armato di Kalashnikov, annunciato da un video pubblicato sui social in cui rivendica la sua crociata religiosa. Una biografia con tanti punti oscuri. L'imam della moschea di Genova afferma di non averlo visto mai. I carabinieri del Ross e la Digos stanno lavorando per risalire alla sua rete di conoscenze in Italia. E adesso il ministro Piantedosi, nella sua informativa alla Camera, paventa il rischio di infiltrazioni terroristiche nei flussi migratori che le guerre in corso non fanno che alimentare, senza dimenticare che un conflitto in Medio Oriente, ha detto, reca con sé anche il rischio di innescare radicalizzazioni islamiste. Al momento, ha precisato, non risultano evidenze concrete e immediate di rischio terroristico in Italia, ma la situazione è tale da richiedere un elevatissimo livello di attenzione. L'informativa è anche l'occasione per aggiornare le stime sugli arrivi, che fanno registrare dall'inizio dell'anno ad oggi oltre 140.000 persone, il doppio e il triplo dei 2 anni precedenti. Il 70% di chi si mette sulle rotte degli scafisti sbarca a Lampedusa. Piantedosi rivendica la macchina dei trasferimenti che ha consentito di mantenere entro i limiti la capienza dell'hotspot. Il governo punta ad ampliare la capacità ricettiva e a disporre di almeno un CPR per regione. Facevano affari con la camorra il neomelodico palermitano Tony Colombo e la moglie, arrestati dai carabinieri di Napoli nel mirino, attività imprenditoriali illecite con il clan di Lauro, il servizio di Tonino De Mana. Ci sono anche il neomelodico palermitano Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli tra gli arrestati dell'operazione anticamorra effettuata all'alba dai carabinieri di Napoli nell'ambito di un'indagine della DDA sulle attività imprenditoriali e finanziarie del clan di Lauro di Secondigliano. Tra i reati contestati il concorso esterno in associazione mafiosa, la turbativa d'asta e l'aggravante della transnazionalità legata al contrabbando di sigarette. Il clan di Lauro investiva in società di abbigliamento e creava brand insieme con Tony Colombo come quello denominato Corleone, anche la bevanda energetica 9 mm, il cui nome richiama al calibro delle pistole come il marchio d'abbigliamento ammiccante al mondo della criminalità organizzata, sarebbe riconducibile al clan fondato da Paolo Di Lauro, detto Ciruzzo Milionario. Fiorente il business del contrabbando
contrabbando di sigarette, in particolare con l'Est Europa, con un investimento di €500.000, secondo gli investigatori, reso possibile dai vertici del clan di Lauro, dal cantante neomelodico Tony Colombo e dalla moglie. Sarebbe stata messa in piedi una fabbrica di sigarette già sequestrata per confezionare pacchetti con tabacco estero da vendere in Italia e all'estero. Le indagini dei carabinieri del ROS, concentrate tra il 2017 e il 2021, hanno fatto emergere attività illecite come lo spaccio di droga, estorsioni, minacce ai familiari di un pentito e anche agli imprenditori che partecipavano alle aste giudiziarie per costringerli a desistere. L'indagine ha portato anche al sequestro di beni per €8 milioni. Adesso a Gran Michele, dove alcuni sono increduli, altri condannano eventuali gesti così gravi. Abbiamo sentito la comunità del Calatino dopo l'arresto del preside accusato di violenza e tentata violenza sessuale nei confronti di alcune studentesse minorenni. È andata per noi Emanuela Corsi. Chiunque siano le vittime non è una cosa che si fa, cioè a prescindere non è giusto. Poi anche sentissero dire da una persona che comunque sta a Gran Michele non è piacevole. Il paese è ancora incredulo dopo l'arresto del preside del liceo artistico Libertini accusato di violenza e tentata violenza sessuale nei confronti di alcune studentesse minorenni. Ci sono state le mie figlie là a scuola, però mi sta sembrando una cosa strana. Le mie figlie hanno fatto, però mai le mie figlie hanno detto una cosa di questa. Ci sta lasciando di stucco. 7 le ragazze coinvolte in questa drammatica vicenda che parte dalla denuncia di una quindicenne sui presunti atti sessuali subiti, tra i quali un bacio sul collo nell'ufficio di presidenza dove l'uomo di 61 anni non sarebbe riuscito ad andare oltre solo per le resistenze opposte della ragazzina. Chi lo conosce si mostra sorpreso ma condanna fermamente questa condotta. Sono cose gravi che non vanno... È assurdo comunque, sembra una cosa fuori dal... Poi nessuno sa quale al momento sia la verità, siamo tutti un po' sbalorditi. Il preside, ora agli arresti domiciliari, è conosciuto da molti abitanti di Gran Michele non solo per il ruolo in ambito scolastico, ma anche per un'altra attività svolta in paese. Ma lei lo conosce? No, lo conosciamo per sentito dire perché è anche il padrone di una palestra, ma non lo conosco. Se l'aspettava una cosa del genere? Guardi, non mi interessa questa discussione. Va. Ora gli abitanti chiedono che si faccia chiarezza e che la verità venga a galla. Un animatore di 38 anni di origine siciliana è accusato di aver abusato di una bambina di 8 anni in uno stanzino in un villaggio turistico dove lavorava come animatore nella zona di Capo Vaticano ed è indagato a piede libero dalla procura di Vibo Valentia con l'imputazione provvisoria di atti sessuali su minorenni. I familiari hanno presentato denuncia. Secondo quanto ricostruito, l'indagato avrebbe portato la bambina con una scusa in un piccolo spogliatoio dove l'avrebbe molestata. La procura ha disposto l'acquisizione delle immagini delle telecamere del villaggio e sono stati sentiti alcuni testimoni, genitori e altri dipendenti della struttura. Ieri la bambina è stata ascoltata con il supporto di uno psicologo e affiancata dai legali dei genitori e ha ripercorso quanto avvenuto. Adesso ci spostiamo a Palermo dove boom di furti e scippi nella zona della stazione. L'appello dei frati minori ai ladri dice riconsegnate gli oggetti rubati. Marco Gullà. Noi frati minori della parrocchia Sant'Antonino siamo seriamente preoccupati per l'escalation di atti criminali che in questi ultimi giorni hanno macchiato il nostro quartiere, Oreto Stazione. Inizia così la lettera che i frati minori di Palermo hanno pubblicato sui loro social. La sera questa zona centrale di Palermo piomba nel buio e si registrano numerosi reati, furti, rapine, atti di violenza. I residenti hanno paura ad uscire dopo una certa ora. Sì, è un appello che abbiamo rivolto alle istituzioni, ma che ci facciamo portavoce un po' di tutta la nostra comunità parrocchiale, non solo, anche del quartiere, rendendoci conto di questa escalation veramente di degrado ambientale, sociale, di criminalità a volte organizzata, a volte dei singoli, di furti in appartamento, del traffico in tilt, dello spaccio di droga, della polizia che manca nella zona. L'ultimo furto in zona proprio qualche giorno fa, vittima una parrocchiana che è stata derubata mentre stava facendo la doccia. Una nostra cara parrocchiana, la quale porta qua i suoi bambini alla catechesi parrocchiale, la quale ha denunciato questo furto con tanta paura, chiedendo proprio l'hard disk con i 3 dischi dove tiene insieme al marito tutte le foto dei figli. Quindi si fa appello a chi ha veramente rubato questa roba a questa donna di riportarla anche qui in parrocchia, l'accogliamo noi.
E poi atti di violenza, rapine, al tramonto, la zona della stazione centrale diventa infrequentabile. Poi la gente ha tanta paura di uscire dalle case, noi ci facciamo soltanto portavoce di questo e chiediamo alle istituzioni di essere più presenti nella nostra zona e di controllare sia di giorno che di notte. Nel 2013 aveva dato vita a una protesta solitaria di fronte al Tribunale di Gela per chiedere giustizia. Lo Stato voleva 37.000 euro di tasse pur dovendogliene quasi 1 milione. A distanza di 10 anni non è cambiato nulla, allora l'imprenditore torna a fare lo sciopero della fame. Ci racconta tutto in questo servizio Gerry Italia. Sono 16 anni che attendo giustizia, con l'aggravio che la situazione mia si sta rendendo insostenibile sotto qualsiasi punto di vista. Sto sperperando denaro in una maniera sproporzionata e vengo attaccati da tutti. Lui è Emilio Missuto, un imprenditore che lavora nel campo dell'edilizia. Nel 2007 la sua ditta fallisce a causa di un mancato pagamento di 37.000 euro di tasse e contributi, soldi che Emilio non aveva pur vantando un credito di circa 1 milione di euro dallo Stato per lavori effettuati in alcuni comuni della Sardegna, realizzati, fatturati e mai pagati. Per questo motivo nel 2013 inizia 3 mesi di sciopero della fame davanti al Tribunale di Gela per chiedere giustizia. Giustizia che oggi, a distanza di 16 anni da quel fallimento che lo ha portato sul lastrico, non è ancora arrivata. E così Emilio ha preso il suo vecchio camper ed è ritornato a fare lo sciopero della fame, ancora una volta davanti Palazzo di Giustizia. Nulla è cambiato, anzi mi trovo in una situazione drammatica perché mi attaccano da qualsiasi punto di vista. Sono stato attaccato dalla microcriminalità che mi ha derubato, sono stato attaccato dalla mafia. Chiedo giustizia da 16 anni. Scusate. Ad oggi il contenzioso giudiziario è ancora in corso. Il suo credito è stato parzialmente riconosciuto, ma al momento l'imprenditore non ha ricevuto un solo euro. Ancora siamo in fase giudiziale, aspetto gli esiti delle cause, aspetto un atto di consistenza da 16 anni. L'atto di consistenza è la fotografia dei lavori che avevo eseguito all'epoca che non mi sono stati pagati. Adesso Emilio chiede un incontro al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Chiedo un incontro con il Presidente Sergio Mattarella solo e esclusivamente per spiegare la mia situazione e, in qualità di capo supremo della magistratura, vedere quali sono le cose da fare per poter sistemare la faccenda. Il grido d'allarme dei residenti delle isole minori per la vicenda dei collegamenti marittimi. I sindaci hanno scritto al Presidente della Regione per chiedere la proclamazione dello stato di crisi. La lettera è inviata anche al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio. Ci racconta tutto Francesco Triolo. Una lettera firmata dai sindaci di tutte le isole minori della Sicilia inviata ai governi nazionale e regionale, oltre che al Presidente della Repubblica, alle prefetture siciliane, dalle Eolie alle Egadi, da Ustica a Pantelleria. La richiesta è una: la dichiarazione dello stato di emergenza, una richiesta che arriva dopo l'ultimo incontro avvenuto nel pomeriggio di ieri tra l'assessore regionale Aricò, i vertici Caronte e Tourist ed i sindaci sulla gestione dei collegamenti marittimi integrativi gestiti dalla compagnia di navigazione messinese. I sindaci nella lettera sottolineano i notevoli danni all'economia delle isole minori a causa dell'aumento vertiginoso delle tariffe, in alcuni casi fino al 500%, e dopo l'interruzione degli stessi collegamenti da parte della Caronte Tourist a causa delle vicende giudiziarie col sequestro di 3 navi. Le isole siciliane, scrivono, sembrano essere ostaggio di una vicenda giudiziaria che interessa la Caronte Tourist, una vicenda che ha causato ben 5 mesi di gravissimi disagi, rendendo inutili tutte le azioni a tutela delle rispettive comunità locali, le cui condizioni di vita sono state pesantemente condizionate dall'aumento esponenziale dei prezzi ed in particolare dei carburanti. Evidenzia le situazioni di allarme che si sono già verificate, come la mancanza di ossigeno per anziani a Favignana, l'interruzione dell'erogazione della benzina a Lipari, il blocco del trasporto dei rifiuti nell'isola Isalina, il blocco del trasporto di materiali edili per opere pubbliche in scadenza il 31 dicembre a Malfa, il ritardo nei rifornimenti di ogni genere di merci in ogni isola e continue proteste dei trasportatori,
vittime della grave situazione che si è venuta a determinare. Sottolineato anche come l'emergenza è scattata proprio nel pieno della stagione turistica e sia ancora in corso nel momento in cui avrebbero dovuto riprendere le attività edilizie, i lavori pubblici e a breve anche l'inizio degli interventi previsti dal PNRR Isole Verdi, col rischio di una paralisi e ulteriori danni all'economia, peggiorando il fenomeno dello spopolamento invernale. Da questo nasce la richiesta al Presidente della Regione di attivare le procedure per lo stato di emergenza, così da gestire una crisi che può solo peggiorare, visto che a breve le frequenti condizioni meteo marine avverse potranno solo aggravare una situazione già critica. Adesso andiamo alla politica, tagli alla scuola da un lato, nessuna decisione sui manager della sanità dall'altro, la politica siciliana vive un momento difficile, unica buona notizia, il via libera a 750 assunzioni nella pubblica amministrazione. Manlio Viola. Sono 92 gli istituti scolastici siciliani che rischiano di perdere l'autonomia alla fine dell'anno 2023-2024. Il piano di dimensionamento 24-25 potrebbe portare a tagli consistenti non solo delle cattedre ma proprio degli istituti. 19 di questi 92 sarebbero solo a Palermo e provincia. Il conto lo ha fatto la AFLC-CGIL, ma si tratta dell'ipotesi peggiore. Il piano di tagli infatti dovrà essere confermato dai dati demografici e da quelli territoriali. 698 gli istituti che andrebbero chiusi su tutto il territorio nazionale. È soltanto l'ultimo allarme che viene dalle decisioni prese dalla politica. Il piano scolastico è nazionale, ma se Roma decide tagli, Palermo non interviene, almeno non per il momento. E la Regione sceglie invece di non decidere anche per quel che riguarda la sanità. Non ha retto neanche il breve volgere di mezza giornata l'accordo che sembra esserci sulla nomina dei 18 manager della sanità. Il vertice è saltato subito dopo per quello che viene considerato un disguido tecnico, ma in realtà c'è tensione fra Forza Italia e gli alleati. Unica buona notizia delle ultime ore, la ratifica dell'accordo Stato-Regione sul piano dei conti della Sicilia, una revisione che libera la possibilità per la Sicilia di fare assunzioni fino a 750 i nuovi ingressi in amministrazione regionale per sostituire parzialmente i pensionati. L'isola aveva chiesto almeno 1500 figure nuove, si comincerà con la metà. E sulle nomine dei dirigenti della sanità il Presidente della Regione Renato Schifani ha dichiarato che la Giunta lavorerà ed esaminerà attentamente i curricula di tutti e 49 dirigenti che sono stati condivisi dalla Commissione, che ha lavorato con grande rigore e che è composta e presieduta da persone di grandissimo rilievo, esperienza e garanzia di terzietà. Parliamo del ponte sullo Stretto, perché si va a grandi passi verso la data prevista per l'apertura dei cantieri per la grande opera sullo Stretto. Il governo inserisce nella manovra i fondi per la realizzazione dell'opera, 12 miliardi di euro, la regione siciliana ne prevede un altro, il servizio. Sul tavolo ci sono 12 miliardi di euro, anzi ci dovranno essere. Il governo nazionale ha inserito nella legge di bilancio il finanziamento per l'intero ammontare per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, ma con una proiezione pluriennale dei tempi necessari, ha spiegato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, una mossa per accontentare il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che nelle ultime settimane aveva pressato l'esecutivo sulla mega opera, ma nell'orizzonte temporale dei primi 3 anni sono finanziate le prime 3 quote a salire in base ai tempi necessari alla realizzazione e alla precisazione del governo. Insomma, ci sono i primi stanziamenti per l'opera con una collocazione delle risorse legata alla dinamica dei lavori, e le risorse sono prevalentemente concentrate nel 2025-2026, ha fatto sapere sempre il ministro Giorgetti. Tutto questo contemporaneamente alla disponibilità della Regione Sicilia ad investire oltre 1 miliardo di euro per cofinanziare l'infrastruttura, ottenendo una quota del 10% sulla partecipazione. I fondi proverranno da risorse della nuova programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 e con altri 200 milioni frutto di economie relative a risorse nazionali per il ciclo 2014-2020 non ancora spese. Abbiamo posto le basi per imprimere un'accelerazione determinante alla costruzione di quella che sarà un'infrastruttura strategica per il futuro della Sicilia, ha detto il governatore Renato Schifani. Non sono mancate le polemiche, i parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno definito lo stanziamento una burla, mentre il co-portavoce nazionale di Europa Verde, deputato di Alleanza Verdi, Angelo Bonelli, ha chiesto come si possa pensare di utilizzare 12 miliardi di euro per un progetto del genere di fronte ad un paese in ginocchio dal punto di vista del trasporto pubblico locale e dei servizi pubblici essenziali.
Adesso parliamo di cucina, perché grandi nomi della ristorazione siciliana si sono riuniti a Taormina per supportare il Banco Alimentare. 7 chef stellati, un hotel di lusso e 120 ospiti esclusivi per una cena di beneficenza con lo sfondo la Perla dello Ionio e il set che ha ospitato la serie TV americana The White Lotus. È andata per noi Eva Spampinato. Eccolo riunito in una sola cucina il gotha della grande ristorazione siciliana. 7 chef stellati e un solo intento: raccogliere fondi di beneficenza per il Banco Alimentare della Sicilia. Sono minuti concitati perché sta per uscire l'aperitivo, un lavoro minuzioso. E la prima cosa che il commensale arriva e vede deve essere bella da vedere, ma soprattutto buona da mangiare. Ovviamente tutto parla di territorio, tutto parla di Sicilia. Sì, parliamo soprattutto di cultura siciliana, quindi dalla ricci marinata con la focaccia al caprino che usiamo insieme al lampone, il maiorino nero tenebro delle mele colle dell'Etna. Esse è il luogo che ospita la Charity Dinner, uno dei più suggestivi di Taormina, quello che è stato trasformato in un set per la serie TV americana The White Lotus e che ha dato lustro alla Perla dello Ionio in tutto il mondo. Allora la risposta del pubblico non tarda a mancare. Il Banco Alimentare da 25 anni in Sicilia aiuta chi è meno fortunato. Siamo in una location bellissima, fatta di tante cose molto belle, ma non dobbiamo dimenticarci che vicino a casa nostra anche i nostri dirimpettai, anche i nostri vicini di casa fanno fatica. In questo momento il Banco Alimentare aiuta 260.000 siciliani in Sicilia attraverso 700 strutture caritative. Questo è un modo ancora più importante per contribuire. Con il Banco della Sicilia noi collaboriamo già da tempo e vogliamo continuare a collaborare. È una bellissima occasione di unione tra mondo profit e mondo no profit. 120 gli ospiti, un menù di 5 portate e le eccellenze della ristorazione siciliana per una sera al servizio della solidarietà. Adesso parliamo di alcune nostre produzioni, nello specifico di un nuovo appuntamento con Sicilia 24 Focus da venerdì 20 e per ogni venerdì a Sicilia 24 Focus ci sarà il sindaco di Catania, ospite in diretta, quindi se avete delle domande, delle proposte da far arrivare al primo cittadino di Catania potete inviarcele scrivendo un'email a sicilia24focus@telecolor.it. Il sindaco vi risponderà. Appunto il primo appuntamento sarà venerdì prossimo, venerdì 20 e poi sempre ogni venerdì alle 14 su Telecolor. L'appuntamento si chiamerà Appuntamento con il sindaco. Ci fermiamo, pubblicità e poi una pagina di sport. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia, parliamo di calcio. La sconfitta con la Juve Stabia, la terza in 7 partite, mette tutti in discussione in casa Catania. Sul banco degli imputati, primo fra tutti il tecnico Tabiani, ma sono tante le attenuanti. Ha parlato il difensore Castellini che dice dobbiamo reagire. Il servizio. Un punto in 3 partite, una posizione di classifica scomoda, un gioco che stenta a decollare e tante assenze. Il processo al Catania è iniziato e il primo a rischiare è mister Tabiani. Traballa la panchina dell'ex tecnico del Fiorenzuola che al Massimino contro il Taranto si gioca parte del suo futuro. Inutile fare giri di parole, un'altra sconfitta, sarebbe la quarta su 8 gare disputate, non lascerebbe margini per ricomporre una frattura a quel punto insanabile. Nel calcio si sa paga sempre l'allenatore, indipendentemente dai problemi che attanagliano la squadra, alle prese con infortuni di elementi cardine come Rapisarda, Livieri, Chiarella, Dubiscas e Rizzo, quest'ultimo rientrato a Castellammare di Stabia. I risultati negativi non aiutano, come conferma Alessio Castellini, intervenuto a corner. Noi siamo uniti, dobbiamo stare uniti e dobbiamo reagire e uscire da questo momento. Catania aggrappato alle prodezze dei singoli, si pensi a Chirico e Di Carmine, ma l'attacco non sembra garantire i gol che in estate si aspettavano. 7 le reti all'attivo, di cui 4 messe a segno contro la Casertana, sono davvero poche ed in questo senso bisogna lavorare per trovare nuove soluzioni. Dobbiamo trovare delle nuove soluzioni sicuramente, perché è vero, comunque non riusciamo sempre a concludere l'azione, cerchiamo comunque di trovare lo spazio giusto muovendo palla a destra e a sinistra, anzi senza il forse dovremmo farlo un po' più velocemente. Castellini sgombra il campo da possibili frizioni nello spogliatoio. Il gruppo è forte, il gruppo è unito,
giustamente magari in campo può sembrare diverso. Le prossime 3 partite saranno fondamentali, solo a quel punto si potrà guardare la classifica. Taranto, Monterosi, Avellino, in 7 giorni la stagione del Catania sarà più definita in un modo o nell'altro. Questa è l'ultima notizia, il telegiornale finisce qui, non ci sono ulteriori aggiornamenti, allora vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.